Piazza Duomo non è assolutamente la Gotham City, quindi non è un luogo dove avvengono risse tra gruppi contrapposti. La denuncia presentata dall'avvocato, ecco, abbiamo riscontrato che non corrisponde in molti punti alla reale situazione. L'aggressione nella notte tra venerdì e sabato. Un avvocato la vittima, un gruppo di giovani gli aggressori. In piazza Duomo intervengono i carabinieri, la denuncia della vittima viene presentata in questura. Le indagini raccontano una versione dei fatti diversa però. Ci sono le telecamere che sono state visionate, il tutto verrà inoltrato all'autorità giudiziaria. Indagini tutt'altro che concluse, le fila saranno tirate dalla magistratura. Nel frattempo il questore di Padova racconta come lei stessa vive le piazze del centro della città. Non ho scorte, non ho tutele e quindi anch'io con qualche amica di Padova vado al cinema e torno a casa alle 11:30, alla mezzanotte, e devo dire che insomma non sono mai stata molestata, non sono stata mai vittima o oggetto di attenzione da parte insomma, di malviventi, di persone che vivono nella illegalità.